Buongiorno, le principali notizie. Maltempo, si fa la conta dei danni per il forte vento dei giorni scorsi e nel frattempo in arrivo un altro ciclone, gli esperti atteso per l'inizio della prossima settimana. Andate via dallo Zen di Palermo, una famiglia è costretta e minacciata a lasciare l'alloggio popolare che gli era stato assegnato. L'assessore Ferrandelli e altri volontari presidiano l'appartamento. Ad Agrigento aggredisce medici e infermiere dell'ospedale San Giovanni di Dio, denunciata una donna. 2 detenuti morti per overdose ad Augusta, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta, il sindacato di polizia penitenziaria dice le carceri sono la più grande piazza di spaccio. A Niscemi sono scattati gli sgomberi precauzionali sulla strada stata provinciale 11, allontanate 3 famiglie e chiuse attività commerciali nel tratto a rischio. A Catania la chiusura di via Grotta Magna fa insorgere i residenti e il parroco della chiesa dei Cappuccini che chiedono chiarezza sui motivi che hanno fatto scattare lo sbarramento. Il calcio, il Palermo vince il Barbera e piega l'Entella per 3-0. In Serie C il Catania pareggia Siracusa nel giorno della scomparsa di Orazio Russo. Di Paolo replica d'ausilio, finisce 1-1. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani nella trasferta di Giuliano, Granata battuti per 3-1. Buongiorno e buona domenica, benvenute e benvenuti. E dunque all'inizio del nostro telegiornale purtroppo diamo notizia di un incidente mortale che è avvenuto ieri sera nel Catanese, a perdere la vita un ragazzo di 26 anni. Lo scontro è avvenuto sulla statale 121 Catania-Paternò in direzione Adrano e ha coinvolto 3 auto, 4 le persone sono rimaste ferite, traffico bloccato, lo svincolo Valcorrente in direzione di Adrano. I giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno avviato i rilievi e i vigili del fuoco. E parliamo del maltempo perché la Sicilia è ancora alle prese con la conta dei danni dopo l'ondata di forte vento. Sappiamo le raffiche sono arrivate fino a 180 km/h e sono stati anche centinaia gli interventi dei vigili del fuoco negli ultimi 2 giorni. Ma c'è un'attenzione, un'allerta che lanciano gli esperti perché probabilmente ci sarà in arrivo un altro ciclone atteso per la prossima settimana. Emanuela Corsi. Il ciclone di San Valentino sferza la Sicilia. Una nuova ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Secondo un report dei Vigili del Fuoco sono 647 gli interventi effettuati in 2 giorni, principalmente per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di edifici danneggiati dalle forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 180 km/h. Nel weekend è ancora allerta gialla con forti venti e mareggiate lungo le coste. Nel corso della giornata di domani bisognerà fare attenzione ai venti che saranno molto forti di maestrale sul canale di Sicilia, che sarà l'area maggiormente interessata dalla burrasca. Altrove avremo una ventilazione che comunque sarà tesa ma non supererà la soglia d'attenzione. Attenzione alle piogge rovesci che saranno più frequenti sulla parte occidentale dell'isola ma anche lungo le coste tirreniche. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà interessata dal passaggio di un altro ciclone, con il vento ancora protagonista. Tra lunedì e martedì arriverà un'altra perturbazione, sempre caratterizzata da venti forti. Inizialmente lunedì il ponente che soffierà fino a raffiche di burrasca forte, mentre nel corso della giornata di martedì arriveranno i venti di maestrale che saranno molto forti, potranno raggiungere velocità di oltre 80 km/h nei punti più esposti, anche di più, e causare dei nuovi disagi. Tra mercoledì e giovedì ci dovrebbe essere un'attenuazione dei fenomeni, una pausa in vista di un altro peggioramento che potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana. Adesso a Palermo dovete andare via, una famiglia assegnataria di un alloggio popolare allo Zen viene minacciata e messa in fuga. L'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, dice e annuncia di presidiare l'immobile con alcuni volontari. Marco Gullà. Una notte allo Zen non è il titolo di un nuovo film, ma la sintesi delle ultime ore dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Buon sabato mattina dallo Zen. Ma cos'è successo? Una casa che si trova allo Zen 2 è stata assegnata a una famiglia che però, come purtroppo è accaduto altre volte nel recente passato, è stata minacciata e costretta a fuggire. L'intimidazione ha spinto l'assessore all'emergenza abitativa a una scelta simbolica: presidiare l'immobile e dormirci dentro per evitare che qualcuno del quartiere potesse occuparlo.
Stiamo passando una serata entusiasmante all'interno di questo immobile popolare che riteniamo debba essere riconsegnato ad una famiglia che ne ha diritto della lista dell'emergenza abitativa del comune di Palermo e stiamo conoscendo tanta umanità. C'è molta partecipazione rispetto alla volontà di consentire la normalità in questa città, c'è tanta voglia qui dentro lo Zen. Dovete andare via, le urla di minacce verso una famiglia assegnataria, poi l'irruzione da parte di 2 balordi e la fuga per evitare il peggio. Ferrandelli, a staffetta con altre persone, si trova all'interno dell'appartamento per non permettere incursioni esterne. La notte è passata tranquillamente, abbiamo avuto soltanto qualche gioco di luce, qualcuno ha giocato un po' con il contatore, attaccandolo, staccandolo, abbiamo avuto un po' da fare, dopodiché abbiamo dormito benissimo, l'immobile mi sembra ben presidiato, il messaggio che credo sia stato recepito dal quartiere è che noi intendiamo difendere anche fisicamente i nostri beni pubblici per poter consentire che altri cittadini nella lista dell'emergenza abitativa possano godere di un tetto sicuro dopo anni magari di attesa. Ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una donna ha aggredito il personale sanitario e danneggiato alcune apparecchiature. Un operatore è rimasto ferito. Così la donna è stata denunciata dalla polizia. Davide Sardo. Ancora violenza in corsia, notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una trentenne agrigentina ha aggredito medici e infermieri e danneggiato alcune apparecchiature sanitarie. La donna, già nota alle forze dell'ordine, si trovava in sala d'attesa, in attesa di essere visitata, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato a protestare con insistenza contro il personale. In pochi minuti la situazione è degenerata, urla, minacce, spintoni e poi la furia contro strumenti e operatori. Un sanitario è rimasto ferito. Scene di paura tra i pazienti presenti, decisivo l'intervento congiunto di polizia e carabinieri che hanno bloccato la trentenne e riportato la calma nel reparto. Per lei è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, violenza a incaricati di pubblico servizio e danneggiamento. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. 2 detenuti sono morti per overdose nel carcere di Augusta. A lanciare l'allarme i sindacati di polizia penitenziaria che denunciano la droga circola in grandi quantità, specie nelle carceri siciliane. Sentiamo Emanuela Corsi. Le carceri come piazze di spaccio dove la droga circola in grandi quantitativi soprattutto in Sicilia, Lombardia e Campania. Ad accendere i riflettori su un fenomeno sommerso sono le morti per sospetto overdose tra i detenuti. 2 casi arrivano da Augusta dove 2 reclusi sono morti negli ultimi 15 giorni. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta che dovrà accertare le cause dei decessi e nel caso di conferma dell'ipotesi di overdose come è entrata la droga. Dietro a questo traffico c'è sempre la criminalità organizzata che fa affari controllando, come dimostrano numerose inchieste, le più grandi piazze di spaccio dentro e fuori, anche con l'uso dei telefonini. Nelle carceri siciliane lo spaccio di droghe è di decine di milioni di euro. È impensabile che all'interno delle carceri non si riesca a garantire la vita e addirittura si possa morire per overdose. C'è bisogno che il governo e l'amministrazione penitenziaria si faccia carico di questa piaga con investimenti, idee e in soldi per evitare che si possano riverificare cose del genere. Nel 2025 sono 8 le persone decedute per overdose, mentre i sequestri effettuati negli istituti penitenziari ammontano a 65 kg di sostanze stupefacenti di ogni tipo. La droga, ci spiega Di Giacomo, entra attraverso i droni, spesso pilotati all'esterno da minori, ma anche attraverso fucili ad aria compressa che sparano pallini con lo stupefacente. Spesso viene introdotta dai parenti dei detenuti o da agenti infedeli ed occultata tra pastiglie di farmaci. Scattano gli sgomberi precauzionali sulla strada provinciale 11, unico collegamento tra Niscemi e il resto della provincia. Sentiamo Gerri Italia.
Sono scattati questa mattina gli sgomberi precauzionali lungo la strada provinciale 11 a Niscemi. L'amministrazione comunale ha disposto l'allontanamento temporaneo di alcune famiglie e la chiusura di attività commerciali che si trovano nel tratto considerato più esposto a rischio. Una decisione sofferta ma ritenuta necessaria per garantire l'incolumità pubblica dopo le criticità emerse al termine dei sopralluoghi tecnici condotti dal pool frana della Procura di Gela. Proprio lungo la SP11, oggi unico collegamento viario tra Niscemi e il resto della provincia, i consulenti incaricati dall'autorità giudiziaria hanno individuato diversi punti di potenziale instabilità, segnalando il pericolo concreto di nuovi cedimenti, un quadro che ha fatto scattare l'allerta massima. La priorità è garantire la massima sicurezza possibile alla popolazione senza interrompere una via di comunicazione vitale per il territorio, ha spiegato il procuratore capo Salvatore Vella. Le risultanze sono state subito condivise con il centro operativo comunale e con il centro coordinamento soccorsi di Caltanissetta per individuare soluzioni tecniche in grado di consentire la circolazione in condizioni accettabili di sicurezza. Intanto si è conclusa la prima fase di ispezioni sull'imponente frana che ha isolato la città. Magistrati, squadra mobile, polizia del commissariato Niscemi, vigili del fuoco e consulenti tecnici hanno effettuato rilievi a terra e dall'alto. Decisivo il sorvolo in elicottero della Polizia di Stato. Le immagini mostrano un fronte instabile molto più esteso del previsto, superiore ai 5 km inizialmente stimati, con movimenti ancora in atto in più settori. Un materiale tecnico fondamentale per ricostruire il modello della frana e individuarne le cause. Da lunedì l'inchiesta entrerà nella fase operativa. Partiranno gli interrogatori dei tecnici informati sui fatti e l'acquisizione di atti, progetti e autorizzazioni per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Sequestro da oltre 1 milione di euro a 2 finti promotori finanziari di Messina, il denaro sottratto a ignari clienti. Francesco Triolo. Un sequestro di beni per un valore superiore a 1.200.000 euro è stato operato dalla Guardia di Finanza di Messina nei confronti di 2 persone indagate per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Le indagini sono partite dalla segnalazione di 2 investitori che avevano denunciato il mancato rimborso dei capitali affidati. I 2 indagati, uno operante nel messinese e l'altro in Svizzera, sfruttavano l'esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria per attirare clienti con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. Un'articolata truffa commessa da 2 consulenti che, in violazione delle norme che tutelano il sistema finanziario, hanno convinto ignara clientela a sottoscrivere i titoli obbligazionari emessi da una società di diritto maltese, con la prospettazione di un'elevata rendita. Alla richiesta di disinvestire, almeno in parte, i prodotti finanziari, i risparmiatori comprendevano di essere stati truffati, decidendo a questo punto di denunciare il raggiro alla Procura della Repubblica di Messina, che ha coordinato l'indagine. I titoli erano riconducibili ad una società facente capo direttamente ad uno degli indagati. Per rendere credibile lo schema venivano inizialmente corrisposti guadagni correlati a cedole periodiche, facendoli risultare come provenienti da una società fiduciaria nazionale, alimentando così le prospettive di guadagno degli investitori. Alla moglie di uno dei consulenti è stato contestato anche il reato di ricettazione per aver ricevuto sul proprio conto corrente una parte del profitto indebitamente conseguito dal marito. Adesso a Catania la chiusura di via Grotta Magna fa insorgere i residenti e il parroco della chiesa dei Cappuccini che chiedono chiarezza sui motivi che hanno fatto scattare lo sbarramento. Tonino De Mana. Il pericolo crollo è evidente, tanto che dopo un nostro servizio TG sono stati presi provvedimenti. Via Grotta Magna va chiusa al traffico veicolare e pedonale. Questa volta niente transenne, ma un vero e proprio muraglione in metallo che non consente passaggi di alcun tipo, costringendo i residenti in un tortuoso giro tra viuzze talmente strette da non poter essere percorse. Figuriamoci se dovesse rendersi necessario il passaggio di un mezzo di soccorso. Il carro furbo non è potuto entrare dalle vie strette, quindi la mamma è dovuta uscire da casa a spalla. Adiacente alla via Grotta Magna c'è la chiesa dei Cappuccini. Padre Augusto chiede chiarezza e tempi certi. Dopo 28 anni oggi ci si accorge che la casa è pericolante e poi è veramente pericolante. Sicuramente ci sono delle tegole o dei comignoli che andrebbero messi in sicurezza. Il 17 dicembre del 2025 sono venuti i vigili del fuoco, l'indomani sarebbe passato il tedoforo da via Plebiscito, hanno gettato giù qualche tegola dal lato di via Plebiscito, non dal lato di via Grotta Magna, e oggi ci si accorge che l'edificio è pericolante, è veramente pericolante, è oggi più pericolante di quanto non fosse il 16 dicembre. Questo ce lo chiediamo perché non capiamo il motivo di questa chiusura. 2 pesi e 2 misure, da qui lo sfogo dei residenti che puntano il dito contro l'amministrazione comunale. È passata la santa di qua, il pericolo non c'era anche in via Plebiscito? Perché non hanno chiuso la via Plebiscito e invece ci hanno recluso a noi? Non esiste nessuna ordinanza, nessuna determina che stabilisca la chiusura di questa strada. L'edificio fatiscente pende come una spada di Damocle sulla trafficata via Plebiscito.
Una breve pausa e poi ci occuperemo della centralità delle periferie. La centralità delle periferie, se ne è parlato al Regina Apostolorum di Catania. Sentiamo Orazio Longo. Guardare alle periferie come luoghi di serie A è il tema del convegno dal titolo La centralità delle periferie, che si è svolto a Catania nella sede del seminario interdiocesano Regina Apostolorum. Serve una progettualità partendo da ciò che già è attuale, dice Franco D'Amore dell'associazione Attivismo Civico. Il concetto della centralità delle periferie non riguarda solo le periferie come quartieri, come strutture architettoniche, riguarda tutte le realtà emarginate. Un'attività politica amministrativa che riuscisse a mettere al centro dell'intervento queste periferie sicuramente sarebbe un'attività politica amministrativa che, avendo messo al centro del suo intervento l'essere umano, sicuramente si muoverà nel modo giusto. Tra i punti centrali emersi durante il convegno per una progettazione efficace volta al rilancio delle periferie, la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il rilancio dei trasporti pubblici, l'inclusione degli svantaggiati. Psico-oncologia pediatrica ha presentato all'Università di Catania un master per formare professionisti capaci di accompagnare i bambini e le rispettive famiglie nella dolorosa esperienza della malattia. Tonino De Mana. Il sapere scientifico, l'attenzione alla dimensione emotiva e la cultura della cura in una visione condivisa. Se ne è parlato all'Università di Catania, dove è stato presentato il primo master italiano di psico-oncologia pediatrica, un progetto pensato per formare professionisti capaci di accompagnare i bambini malati e le rispettive famiglie lungo l'esperienza della malattia ematoncologica. Il bambino con tumore è un bambino che ha bisogno dell'attenzione di tutti, perché guarire da un tumore non è semplice, non è facile, c'è bisogno di molta attenzione, e l'obiettivo di questo master è proprio formare le persone che debbono avere contatti, rapporti con il bambino con tumore in tutte le fasi del suo trattamento. Un dialogo fondamentale tra università, mondo sanitario e terzo settore. È un primo master che viene fatto in psico-oncologia pediatrica in Italia, e il desiderio è quello che possa essere un punto di riferimento per tutte le professioni che ruotano intorno al bambino con malattie oncologiche e alla sua famiglia, un incontro fra tutte le multidisciplinarietà e fare in modo che si possa costruire una rete che possa veramente sostenere questi bambini e questa famiglia. Accanto al contributo scientifico, spazio anche alla dimensione simbolica e culturale, da qui la cura di Battiato interpretata da Luca Madonia. È una canzone molto impegnativa, è una canzone però che parla di empatia, parla di amore incondizionato, ed era il luogo adatto e la situazione giusta per presentarla, per, io dico scherzando, profanare una delle meraviglie del maestro. È andato tutto bene, sono molto contento. Moderatore del convegno, Ruggero Sardo. Ci fermiamo, una breve pausa, ampia pagina di sport dedicata alle squadre siciliane. Eccoci al calcio, vince il Palermo che alla Barbera piega l'Entella per 3-0 in gol, poi Ampalo, Ranocchia e però Pierozzi, rosanero momentaneamente al terzo posto, Marco Gullà. Il Palermo fa 13 al Barbera Entella piegata 3-0 e 13° risultato utile consecutivo, tra l'altro la 7ª vittoria di fila tra le mura amiche. Il Palermo vince e convince, 3 punti che mettono pressione alle dirette concorrenti per la promozione diretta e plastificano il magic moment dei rosanero. Inzaghi cambia qualcosa nella formazione rispetto a Marassi, fuori Jonsen e dentro Leduaron, in difesa torna Beresischi. Nel giorno degli innamorati non poteva che essere poi Ampalo a regalare cuoricine ai tifosi rosanero, quasi al pronti via, incornata perfetta del finlandese, e Palermo già avanti. I rosanero controllano il match, ma l'Entella va vicinissima al pareggio. Joronen salva miracolosamente su Di Mario. Che parata! Al 41esimo il raddoppio, Palumbo batte basso il corner, Ranocchia entra in area e calcia, Colombi in un primo momento para, ma poi la palla si impenna ed entra in porta. 2-0 per il Palermo. Dopo 2 minuti poi Ampalo cerca il gol di classe, ma non inquadra la porta. Ripresa, il copione è sempre lo stesso, il Palermo attacca e trova il 3-0 che chiude il match. Cross di Palumbo e tiro al volo di sinistro di Pierozzi che
che trova l'angolino, altro gran gol. I rosanero iniziano a divertirsi, i ritmi si abbassano, i cambi danno maggiore compattezza al centrocampo palermitano. Tirelli, Dell'Entella, si divora, un gol già fatto. Il Palermo non accelera più e anestetizza il match, finisce con la festa della squadra sotto la curva. Il Palermo corre e adesso spera nei passi falsi delle concorrenti. Il Catania pareggia a Siracusa nel giorno della scomparsa di Orazio Russo, Di Paolo replica ad Ausilio, finisce 1-1, l'inviato Marco Carli. La notizia peggiore era nell'aria e nell'intervallo della partita viene comunicata anche dal club. Orazio Russo non c'è più, uomo per bene, grande professionista e bandiera rossazzurra, giocatore, tecnico e poi ottimo dirigente responsabile del settore giovanile. A fine gara non parla nessuno del Catania in segno di lutto. Sul campo gli etnei pareggiano con il Siracusa. 30 minuti molto tattici, senza occasioni di rilievo, ma alla prima possibilità concreta il Catania colpisce, D'Ausilio recupera la palla, Bruzzaniti si allunga sulla sinistra e crossa, Casasola dalla parte opposta indirizza di testa verso l'angolo a destra di Farroni che può solo ribattere. Sul pallone arriva come un falco D'Ausilio che mette in rete 0-1. Con un'azione simile il Catania va ancora in gol, ma Pieraccini, servito da Bruzzaniti secondo l'arbitro in fuorigioco, è una decisione che lascia molti dubbi. Il secondo tempo comincia dopo la comunicazione da parte del club etneo della scomparsa di Orazio Russo. Nei minuti iniziali arriva il pari del Siracusa. Arditi imbecca in area Di Paolo che in precario equilibrio riesce lo stesso a deviare in rete per l'1-1. Il gol galvanizza i padroni di casa che vanno ancora al tiro con Arditi. Dini non si fa sorprendere, il Catania non ci sta e su colpo di testa di Caturano costringe Farrone al grande intervento. In avvio di recupero, 7 minuti, D'Ausilio ha una grande occasione dopo la girata mancata di Lorfini, ma è bravissimo Farroni. Le panchine chiedono l'intervento dell'FVS per 2 episodi in area di rigore, protagonisti Casasola da una parte e Gudelevicius dall'altra, ma l'arbitro dopo revisione non ravvede gli estremi per intervenire. Dopo la decisione seguente alla richiesta retusea, Turati viene espulso per proteste. Finisce 1-1, ottima prestazione del Siracusa, il Catania continua a ritmo lento, 2 punti in 3 partite e non approfitta dello stop del Benevento con il Latina. Terza sconfitta consecutiva invece per il Trapani, Franco Camarasana. Se non è crisi poco ci manca, 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite con 9 gol subiti e appena una segnata. Anche in casa del Giuliano, ultima in classifica e adesso a un solo punto da Granata, il Trapani ha confermato tutta la fragilità del complesso uscito fuori dal mercato di gennaio. Eppure i Granata alla prima occasione su un angolo calciato al 10° da Ortisi erano passati in vantaggio su una conclusione di testa di Motok, chiudendosi poi a difesa del risultato. Appena iniziata la ripresa però il Giuliano ha cinto d'assedio la squadra di Aronica dopo 2 salvataggi di Galeotti su De Rose al 48° e al 53°. Al 73° i padroni di casa pervenivano al pareggio con Murilo che approfittava di un liscio di Motok per presentarsi solo davanti a Galeotti. Partita a tratti anche nervosa e difese ballerine. Il Trapani avrebbe potuto approfittarne con forte all'88° e al 90°, ma in entrambi i casi l'attaccante ha mostrato tutti i suoi limiti facendosi neutralizzare le conclusioni dal greco. Al 94° l'imprendibile Volpe crossava per la testa della corrente Davino che portava in vantaggio il Giuliano, mentre al 96° Balde fissava il punteggio finale sul 3-1. È tutto, la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona domenica.